Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento che oggi riguarderà la colza e i monitoraggi che si possono fare in questo periodo. La colza, abbiamo già visto che la piantina è molto piccola e quindi è necessario porre particolare attenzione agli attacchi parassitari in questa fase delicata della cultura. Un buon investimento è la premessa per un buon raccolto, quindi dobbiamo stare molto attenti e visitare la cultura in emergenza e dopo l'emergenza frequentemente per capire se ci sono limace, se c'è l'altica, se ci sono parassiti che stanno danneggiando il piccolissimo apparato fogliare. Quindi attenzione, leggete i bollettini dove ci sono anche le immagini dei diversi fitofagi che possono fare danno alla cultura in questo periodo e nel caso i livelli siano elevati sono anche indicate delle soglie per quanto appunto indicative nei bollettini, intervenite. Monitoraggi autunnali. Per tutti gli insetti del suolo questo è un momento buono per poter fare dei monitoraggi e capire se le popolazioni di larve, di elateri, di altri fitofagi superano le soglie di danno. In questo momento ci sono ancora buone temperature del terreno, dopo le piogge c'è anche l'umidità e le trappole possono funzionare bene e dare un dato molto affidabile, soprattutto subito dopo la raccolta delle culture di quest'anno. Abbiamo appena predisposto una tabella per riconoscere gli adulti che si possono catturare nelle trappole per gli elateri dell'Eiatlor F. Seguite il bollettino Colture Erbacee, www.venetoagricoltura.org bollettino culture erbacee e potrete trovare questa nuova tabella. Questa è utile per classificare il materiale catturato nella nata nelle trappole Eiatlor F. Qualora il numero di adulti catturati supera certe soglie indicative che troverete sempre nel bollettino, è opportuno andare a vedere se effettivamente ci sono tante larve nel terreno per la cultura del mais successiva, per la cultura della patata successiva e troverete anche le istruzioni su come predisporre e mettere nel terreno queste trappole. Quindi, momento giusto per fare il monitoraggio se le trappole per adulti hanno superato certi livelli o se abbiamo dei fattori di rischio che troverete sempre ben elencati nei bollettini nei terreni che destineremo a culture suscettibili come il mais e la patata nella stagione successiva. Alla prossima!